Romani a Venezia, scontro frontale tra Lega e 5 Stelle sul nuovo bando di assunzioni per 60 nuovi sostituti gondolieri. Lettera dei sindaci della Riviera all'ANCI, vogliamo capire come comportarci di fronte a stranieri che non sanno l'italiano ma a cui dobbiamo conferire la cittadinanza. Rubava gli oggetti che i genitori lasciavano sulla tomba della figlia a San Donà di Piave, la polizia locale ha scoperto e denunciato il ladro. L'erba è ancora alta nonostante siano venuti a tagliarla, ma non basta, chiede il comitato di quartiere Pertini, bisogna fare interventi più efficaci. Bisogna dargli fiducia e lasciare che lavori, tra cittadini sfiduciati ce ne sono altrettanti che vogliono dare una possibilità come premier a Giuseppe Conte. Rimarrà aperta al pubblico fino al 17 giugno la seconda edizione del Festival Biennale del Design a Venezia. Al via la semifinale scudetto, gli Orogranata si ritrovano a giocare contro Trento domani sera al Palasport Taglierzo, De Raffaele siamo cambiati dall'anno scorso. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi i titoli di oggi: ricorsi, accuse incrociate e minacce di querele e bagarre sul bando comunale che ha visto nei giorni scorsi la selezione di 60 nuovi sostituti gondolieri. È il giorno delle polemiche dopo le nuove accuse lanciate dal consigliere 5 Stelle Davide Scano sulla presunta mancanza di trasparenza nel bando comunale per 60 nuovi sostituti gondolieri. Nel mirino del pentastellato la lista anonima circolata nei giorni precedenti alla prova, coi nomi dei futuri vincitori della selezione. Oltre la metà sono stati indovinati. Nulla di strano, spiegano i Pope, quello del gondoliere è un lavoro che necessita di molta pratica ed è probabile che si sappia chi si allenava per farlo, ma Scano insiste. Molti dei concorrenti dicono che la prova era abbastanza fasulla, che è durata pochissimo e quindi mi chiedo sinceramente come i 4 commissari abbiano potuto decidere a cuor leggero chi era idoneo o chi non lo era. Anche perché, lo ricordo, questi ragazzi hanno pagato 150 euro di diritti per fare questa prova di 2 minuti, 3 minuti di voga a gran segreto dentro l'Arsenale. I candidati bocciati nelle prove sono pronti a fare ricorso, assistiti dall'avvocato Jacopo Molina, che contesta le modalità delle selezioni e l'ipotesi di un interesse privato nel bando del comune. Non ha nulla contro i gondolieri, puntualizza ancora Scano, ma le regole in città devono essere uguali per tutti. Devono capire semplicemente che si tratta di un servizio di trasporto pubblico. Non è una cosa loro la gondola, non è una cosa loro la licenza, e è un servizio di trasporto pubblico non di linea che quindi va gestito dal comune secondo delle regole ben precise. Contro il grillino sono piovute accuse dall'amministrazione comunale, che ritiene sia stata lesa l'immagine della città. L'assessore alla viabilità Renato Boraso, destinatario delle interrogazioni di Scano, ha annunciato che presenterà querela per diffamazione. Oltre a leggere bene il curriculum di Giuseppe Conte, ironizza, il consigliere pentastellato dovrebbe informarsi meglio e sapere che tra le mie deleghe non c'è il traffico acqueo, che è di competenza del sindaco. Sono le solite frasi dette da chi non ha alcuni argomenti. Dicano che ho dichiarato il falso, dicano che ho sbagliato, ma non dicano che ledo l'immagine della città. La città va tutelata soprattutto sul fronte dell'onestà, della correttezza e della trasparenza. E sul bando per i nuovi gondolieri sono scintille tra Lega e 5 Stelle, i cui rapporti in città appaiono molto meno fraterni che nella capitale. Noi possiamo col forse, sembra e qualora fosse, possiamo dire tutto e di più, ma non è politica. La politica dell'infangamento non è la politica che noi vogliamo. Per nulla addolcito dagli ottimi rapporti tra Lega e 5 Stelle a livello nazionale, il consigliere delegato alle tradizioni Giovanni Giusto non risparmia parole pesanti all'indirizzo del grillino Davide Scano. Non posso entrare nel merito del bando per i gondolieri, che non conosco nel dettaglio, puntualizza il leghista, ma è ora di finirla di alzare polveroni sulla base di semplici illazioni e lettere anonime. Qualora non si vada a confermare quello che è l'inizio di un sospetto, va bene, dovrebbe essere responsabile chi ha lanciato il sospetto inutilmente. Mi auguro che ogni accusa svanisca rapidamente così come è comparsa, spera Giusto. C'è una commissione che ha valutato in base a dei criteri, magari non facilmente comprensibili da chi conosce poco il mondo della gondola. Diverso è saper vogare rispetto a chi sa fare il gondoliere. Il gondoliere è una categoria. Non è sufficiente soltanto praticare magari agonisticamente eccetera la voga,
Quella del gondoliere è tutt'altro che agonismo, è una pratica consolidata di grande esperienza nella manovrabilità di un'imbarcazione lunga 11 metri, su canali che a volte sono larghi quanto la stessa imbarcazione o su manovre dove magari la curva è appena accessibile alla lunghezza. Non si tratta quindi soltanto di abilità nella voga, spiega il leghista, ma anche di avere la coscienza dei pericoli per la propria sicurezza e per quella dei passeggeri, specie in condizioni particolari. Io penso che chi è predisposto a giudicare e a selezionare tenga ben presente soprattutto queste caratteristiche qua. Dare la cittadinanza italiana a stranieri che spesso non sanno l'italiano? I sindaci della Riviera chiedono spiegazioni in merito. Lettera dei sindaci della Riviera del Brenta, Stra, Mira, Dolo, Pianiga, Fiesso, Camponogara, Campagnalupia, Vigonovo, Fossò e Campolongo Maggiore all'Anci regionale e nazionale. Oggetto? Disagio e preoccupazione di fronte al dover conferire la cittadinanza a molti stranieri che però sono incapaci di esprimersi in italiano. Ci è successo, insomma, un po' a tutti, credo sia esperienza comune, di trovarsi talora, sono casi assolutamente minoritari, ma ci sono anche casi di cittadini stranieri che si presentano per rendere il giuramento senza in realtà conoscere la lingua italiana e quindi si presume senza conoscere anche i contenuti della Costituzione che giurano di osservare. I sindaci però non possono rifiutarsi, come fece a suo tempo l'ex primo cittadino di Vigonovo Zecchinato, creando scalpori perché un marocchino non sapeva leggere l'italiano dopo 21 anni di permanenza in Italia. La maggior parte di noi perlomeno ha avuto esperienze in questi casi interpellando la prefettura e sostanzialmente noi non possiamo non raccogliere il giuramento. Noi abbiamo 6 mesi di tempo da quando questi cittadini ricevono i documenti da parte della prefettura. Se entro i 6 mesi non raccogliamo e registriamo il loro giuramento, in sostanza la procedura non va a buon fine e quindi devono cominciare da capo. La legge infatti obbliga i sindaci a ratificare l'atto, che comporta anche molti oneri per i comuni dal punto di vista amministrativo. Ecco perché chiedono sia possibile rivedere in parte il sistema. Abbiamo rivolto il quesito anche all'ANCI nazionale proprio per molto serenamente interrogarci e per avere risposte su questa questione che ci mette in imbarazzo. Noi siamo rappresentanti dello Stato e quindi ne osserviamo le leggi, ma nel momento in cui magari riscontriamo delle situazioni che non sembrano del tutto lineari, con spirito di collaborazione le segnaliamo per poter aprire una riflessione e capire come poter superare questi limiti. Chiusa l'autostrada 4 fra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia a causa di un incidente accaduto intorno alle 15:30, interdetta ai mezzi diretti verso Venezia alle entrate di San Stino di Livenza e di Porto Gruaro. La dinamica dell'incidente è incerta a causa della pioggia fitta, una cisterna che trasportava alimenti si è rovesciata sulla carreggiata senza perdere l'incarico. L'autista ferito lievemente è stato medicato dal 118, tempestivi gli interventi del personale di Autovie Venete e della Polizia Stradale del 115. Il traffico scorre lungo la corsia di sorpasso, si registrano code fra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia, fra Meule e Roncade e San Stino di Livenza nella direzione opposta. Ed ora andiamo a San Donà di Piave. È stato trovato il ladro che rubava gli oggetti dalle tombe dei bambini. I genitori lasciavano degli oggetti sulla tomba della figlia sepolta nel cimitero di San Donà di Piave e qualcuno li rubava sistematicamente. Gli agenti della polizia locale hanno scoperto il responsabile mettendo fine alla triste vicenda. Il furto era avvenuto qualche giorno prima di Pasqua. Da allora è iniziata l'indagine che si è conclusa con la denuncia di un uomo italiano residente nel San Donatese dopo una perquisizione nella sua abitazione durante la quale sono stati rinvenuti gli oggetti scomparsi. È una situazione molto
molto triste, ha commentato il vicecomandante della polizia locale. Verosimilmente la persona individuata compulsivamente sottraeva ricordi dai cimiteri per accumularli in casa propria. Siamo di fronte a una persona che ha bisogno di aiuto, ha concluso. Mattinata di passione sulla tangenziale di Mestre per un tamponamento verso le 8 che ha coinvolto 6 auto al chilometro 11 nei pressi dello svincolo milanese in direzione Trieste. Dalle 9 veicoli sono potuti transitare solo sulla prima corsia con vari chilometri di coda in carreggiata a est. Sul posto sono giunti postrada, vigili del fuoco e SUEM 118 per alcuni feriti lievi, oltre al soccorso meccanico e 2 mezzi di cave con gli ausiliari coordinati dal centro operativo di Mestre. Ritorno alla normalità verso le 11. Che cosa ne pensano i veneziani e i mestrini della scelta di Giuseppe Conte come premier italiano? Scopriamolo in questo servizio. So che gli ha detto che sei l'avvocato di tutti, non mi pare che sia bene, o no? Perché non le pare? Perché un avvocato che cos'è il paese noi non è un politico. Quindi lei avrebbe voluto un politico? Sì, perché ha esperienza. Io avrei preferito Emma Bonino, perché è una donna, è preparatissima, è l'unica, penso, politico italiano che sa l'arabo, ha studiato. Non dico nulla, non c'è niente da dire. Se da una parte c'è chi non vede di buon occhio la figura di Giuseppe Conte alla guida del nostro paese, si sente sfiduciato e si dimostra anche disinteressato, dall'altra ci sono invece dei cittadini che hanno deciso di concedergli fiducia, almeno finché non dimostrerà di non meritarla. Bisogna avere pazienza, provare, perché insomma sta gente è solo brava a criticare quello che fa l'uno fa l'altro, quindi sono bambinate, secondo me, quello che fanno i partiti contro. Lasciatelo lavorare, dopo potete criticare, avete 5 anni di tempo. Se non si inizia alla svolta, tutti vogliono una svolta, poi c'è un accenno di svolta e non vorrebbero permetterlo. Quindi dovrebbero nascondersi e star zitti quelli che potevano far meglio prima, il PD e anche il centrodestra. Pertanto a me è fiducia dopo. È un errore veniale, è un peccato veniale il fatto che non abbia proprio tutte le carte in regola, però gli altri, i nemici, si attaccano anche su questo. Io darei fiducia a questa persona, hanno tentato tutto, hanno cercato di mettersi d'accordo che non andavano d'accordo fra Salvini e Di Maio. Secondo me adesso che è stata fatta non intrecciamo le cose, andiamo avanti e forse con un po' di fiducia riusciremo a fare qualcosa. Deve essere una persona capace, questo è fondamentale, che poi sia un politico o un tecnico, l'importante è che faccia bene il suo lavoro. Quindi da cittadino insomma lei è per dargli fiducia? Certo che sì. Poi se sbaglia pace, però una persona bisogna dargli fiducia, devo vedere se sa fare, no? Diamogli l'opportunità e se è in grado, come hanno detto, ben venga per noi italiani soprattutto. Siamo tornati in quartiere Pertini a Mestre per vedere qual è lo stato dell'erba alta. Abbiamo scoperto che, guardate. Come vedete io sono seduto su una panchina tranquillamente e tra poco questa erba mi avvolgerà tutto, quindi chi ha sfalciato l'erba si è dimenticato di seguire tutte le panchine che abbiamo, i percorsi, i marciapiedi, e ci ha lasciato, purtroppo, in queste condizioni. Qualche settimana fa la situazione dell'erba in quartiere Pertini era questa. Ora non è più alta 2 metri, ma di lavoro da fare ce n'è ancora molto. Sono partiti molto tardi. C'è stata la difficoltà del cambio di ditta da una parte all'altra. Dall'altra dobbiamo ammettere che c'è stata una stagione che ha piovuto parecchio, dall'altra ancora però la ditta che ha preso i lavori non è che ci ha messo molto a intervenire, anzi se la sono presa abbondantemente, con calma. Ma se il problema dell'erba non bastasse, Rocelli segnala un altro intervento che andrebbe effettuato nell'immediato. Abbiamo il problema anche del bosco, abbiamo scritto
all'Associazione Grandi Parchi, al sindaco, abbiamo delle panchine che ormai si stanno sbriciolando, il comitato di quartiere sta prevedendo a tempi ravvicinati una giornata ecologica. E consisterà in che cosa? Consisterà nell'intervento all'interno del bosco per cercare di delimitare le zone pericolose e nelle panchine mettere un po' di vernice, raschiarle, renderle utili comunque ai nostri anziani che passeggiano su questo bosco meraviglioso che vogliamo mantenere. Anche quest'anno torna tutta la mia città per far festa in campo nonostante divieti e polemiche. Al via la terza edizione di Tutta mia la città, in campo con Scugeri e Pironi, promossa dalla Municipalità di Venezia Murano Burano con l'obiettivo di riportare i cittadini nei campi della città attraverso un momento conviviale. È sostanzialmente una manifestazione che invita i cittadini a occupare fisicamente i campi e le corti e tornare ad essere protagonisti nella loro città con un clima festoso che ha sempre caratterizzato queste manifestazioni in questi anni e che vuole un po' segnare anche questa differenza tra un uso della città prettamente consumistico e turistico e un uso invece di chi risiede, vive e vuole vivere serenamente e tranquillamente e divertendosi. Riprendersi la città dunque e condividere momenti insieme anche dopo le polemiche degli anni scorsi sulle tavolate in campo con conseguenti multe e proteste. La tolleranza appunto in questi casi andrebbe applicata più che altro perché in casi di feste di compleanno o cose del genere è evidente che insomma un occhio si chiude serenamente e tranquillamente. Tra l'altro devo dire che se noi pensiamo che è stato per esempio ridotto del 30% le tasse sui plateatici proprio durante il periodo estivo e i plateatici molto spesso dei vari esercizi notiamo che si sviluppano a fisarmonica per cui si aprono, si estendono, si ricompattano. Ecco, ci spiace magari che per esempio, come è successo l'altro anno per quel che riguarda la tavolata di emergency, la tavolata appunto di Tutta mia la città di emergency a Canareggio, siano addirittura intervenuti i vigili per controllare e verificare se effettivamente da planimetria i tavoli rispettavano gli spazi occupati. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Bene, siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali, non solo architettura a Venezia. A maggio è anche il mese del design, grazie all'iniziativa partita in questi giorni a Palazzo Morosini in Campo Santo Stefano. Rimarrà aperta al pubblico fino al 17 giugno la seconda edizione di Design.ve, il festival biennale del design a Venezia. Noi crediamo che architettura e design siano strettamente legati ed è per questo che abbiamo deciso di presentare questo progetto durante il primo mese di Biennale Architettura. L'esposizione, finanziata da Generali Italia, vede il coinvolgimento di oltre 70 designers e quest'anno ha come filo conduttore l'idea dell'adattabilità e degli usi alternativi. L'obiettivo di Design After Darwin, Adapted to Adaptability, è mostrare la multifunzionalità degli oggetti di design e come questi possano essere reinterpretati al di là della progettualità della funzione pensata dal designer e dal progettista dagli stessi utilizzatori. Il percorso di Design.ve si articola in una mostra collettiva principale, in altri 17 spazi espositivi, tutti a ingresso libero, distribuiti nelle varie zone della città. L'idea è di offrire una passeggiata attraverso i vari sestrieri in cui ogni tappa diviene l'occasione per scoprire progetti di design ambientati in luoghi unici, spesso non accessibili al pubblico e fuori dalle rotte turistiche più tradizionali. Questo elemento di accessibilità, di rendere vicini alle persone che viaggiano per Venezia, che visitano Venezia, delle forme artistiche, l'abbiamo trovato molto in linea con il nostro progetto Valore Cultura, che ha due elementi chiave, due parole chiave: l'arte e l'accessibilità.
Punto di partenza del percorso è Palazzo Morosini-Gattenburg in Campo Santo Stefano, una delle storiche sedi di Generali a Venezia, che la compagnia ha deciso di aprire ai visitatori nell'ambito del progetto Valore Cultura, nato nel 2016 per sostenere e rendere accessibili a un pubblico sempre più vasto le migliori iniziative artistiche e culturali. Siamo arrivati allo sport, basket, semifinale di playoff e l'Umana Reyer torna ad affrontare Trento, memori dello scorso anno, quando hanno conquistato il titolo di campioni d'Italia. Incontriamo Trento, che è in una semifinale scudetto, che è squadra diciamo sulla falsariga dello scorso anno, e come ha fatto vedere per tutta questa stagione una squadra molto fisica, che all'intelaiatura dell'anno scorso ha sostituito il playmaker firmando un altro playmaker forse diverso ma con talento come Gutierrez, e ha aggiunto Silins e Franche, ha un'intelaiatura già rodata. Al via gara 1 di semifinale scudetto e gli Orogranata si ritrovano a giocare contro Trento. Venerdì alle 20:45 al Palasport Agliercio inizierà la sfida, quella sfida che lo scorso anno ha portato lo scudetto a Venezia, anche se, dice De Raffaele, alcune cose sono cambiate. Spero che possa essere una bella semifinale scudetto tra due squadre che naturalmente si sono già incontrate lo scorso anno, e di questo si è scritto e parlato molto. Però noi siamo una squadra diversa dallo scorso anno, e su questo non c'è dubbio. Siamo una squadra che ha cambiato 8 tredicesimi rispetto alla stagione scorsa, e quindi vogliamo mantenere quello che invece è la matrice che ci ha portato fin qua, ovvero mantenere la nostra identità, sapendo che davanti abbiamo una squadra molto forte, di grande talento, che non a caso, anzi con grande merito, è arrivata in semifinale. Siamo arrivati al termine, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione di cronaca e di attualità 20:10, ospiti in studio Federico Canera, assessore regionale al turismo, e Paolo Camolei, assessore al commercio del comune di Treviso. E questa era la nostra ultima notizia, e vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata a tutti. Ben ritrovati. Arriva l'anticiclone Scipione e sarà bel tempo e caldo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di venerdì 25 maggio. Sul Veneto sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Possibili soltanto isolati temporali pomeridiani sui rilievi del Bellunese. Temperature in aumento con minime comprese tra 14 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 26 e 29 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, dove a prevalere sarà il bel tempo asciutto e stabile ovunque. Nelle ore pomeridiane potrebbero verificarsi deboli piovaschi sui monti dell'Udinese, ma migliorerà presto col passare delle ore. Anche in questo caso le temperature risulteranno in aumento, con le minime comprese tra 16 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 29 gradi. Non cambia molto la previsione se ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato su tutti i settori della regione. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, con qualche addensamento generalmente innocuo sui settori più meridionali. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 30 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci!